Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano, il quale vi chiede, se non vi siete ancora iscritti al canale di YouTube di The Guard e al canale del Marietto Veneziano, di iscrivervi. Oggi parleremo un po' di quelle persone che continuano a fare ripetitivamente le stesse domande quando faccio le sibille interattive gratuite, ripeto gratuite, non a pagamento, no? Alle 11:20, in futuro poi alle 6, poi anche alle 21:15 il Legarda con me al mercoledì o lei il venerdì e il lunedì. Facciamo queste sibille interattive per farci conoscere, chiaramente per dare anche un'idea dei servizi che proponiamo e per conoscere nuove persone, però ci siamo resi conto che ultimamente, ultimamente, diciamo che prima senza la piattaforma StreamYard non ce ne davamo molto conto che ci sono persone che ripetitivamente, anche se hanno già ricevuto una risposta con le sibille, capita che dopo un po', no, la rifanno, uguale, identica. Allora, cari amici, la situazione non dico che è tragica o difficile o seria, ma se avete già avuto una risposta gratuita, ripeto gratuita, no? E avete già visto l'esito, è inutile ripeterlo entro 6 mesi, massimo un anno, cioè in teoria non bisognerebbe più rifarlo. Se voi continuate a rifarla, create un loop negativo e, come ho già spiegato in altre pillole, si creano come dei vampiri astrali o delle larve astrali, che chiaramente, se la situazione, una volta le sibille avevano detto che avrebbe potuto migliorare, in quel modo costruite intorno a voi un recinto mentale che vi limita e limita anche la possibilità magari di risolvere il problema. Chiaramente questo, facendo sempre le stesse domande alle sibille, non si risolve il caso. Per risolvere il caso, vi ho già spiegato tante volte in più di 1200 live e in 1200 video che ho postato, che ci vuole costanza, ma non a fare la domanda, a trovare impegno finanziario, chiaramente, se si vuole usare determinati tipi di energia, tipo appunto la magia, la radionica, insomma ci vuole qualcos'altro, perché se continuate a cercare di pescare nello stesso lago, troverete sempre gli stessi pesci. Se uno pensa che se pesca nello stesso lago trova pesci differenti, beh, vuol dire che queste larve strane, questi vampiri energetici stanno facendo bene il loro lavoro e chiaramente non risolverete mai il vostro problema. Quindi il consiglio di Marietto è: andate nel sito del capitano, scaricate gratuitamente i circuiti radionici o anche i quadranti radiestesici, fatevi voi, comprate un pendolino, fatevi voi l'esame. Se invece volete un consulto professionale per risolvere realmente la situazione, Marietto e il Degad ci sono, altrimenti è inutile che continuate a venire a fare la stessa domanda 2 o 3 volte al mese. Non funziona così perché non cambiano le cose cambiano se cambiate laghetto o utilizzate altri sistemi. In questo caso il legale veneziano propongono sia il ciondolo, sia i sigilli, sia i riti propiziatori e quant'altro, ma come vi ho sempre detto ci vuole pazienza, oppure anche gli elementali. Quindi ci vuole tempo e ci vuole in un certo senso forza energetica, anche finanziaria, perché da nulla non viene nulla. Quindi quelle persone che in un certo senso non è che danneggiano anche gli altri, che vengono a vedere le sibille, fanno una domanda e poi magari vogliono attivarsi per trovare una soluzione, ma diciamo che con il loro modo e il loro fare danneggiano chi vuole partecipare e vedere se si può trovare realmente una soluzione ai loro problemi. Bene, cari amici, quindi se sei una persona di quelle che con una certa caparbietà continui a fare la stessa domanda, il Marietto oggi ti spiega che è meglio che lasci stare perché ti stai creando tu stessa dei vampiri e dei parassiti astrali. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.